Il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha aperto l'assemblea regionale dei soci veneti a Padova alla presenza di migliaia di agricoltori arrivati da ogni parte della regione, anche per manifestare contro gli inganni del codice doganale europeo. Nel suo intervento Gesmundo ha affermato come sia giunto il momento di cambiare le regole e cancellare la norma sull'ultima trasformazione sostanziale, perché significa difendere qualità, trasparenza e il vero Made in Italy nel mondo. Il Made in Italy si coltiva, non si falsifica, ha proseguito Gesmundo. Per il presidente provinciale di Coldiretti Padova, Roberto Lorin, dall'Unione Europea vogliamo un cambio di passo nelle politiche per la tutela della salute dei consumatori, a cominciare dall'etichettatura obbligatoria e dall'abolizione delle regole dell'origine del codice doganale. Al centro del confronto le principali sfide che attendono l'agricoltura, a partire dal ruolo dell'Europa e dalle politiche comunitarie, fino agli effetti dei cambiamenti climatici e alla tutela del reddito degli agricoltori. Nel suo intervento il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, ha posto l'accento delle criticità commerciali legate agli accordi internazionali, in particolare all'intesa tra Unione Europea e Mercosur, ribadendo la necessità di garantire reciprocità delle regole e pari condizioni di concorrenza per le imprese agricole europee. Prandini ha inoltre richiamato l'attenzione sull'importanza dei codici doganali europei, strumenti fondamentali per assicurare trasparenza sull'origine dei prodotti e tutelare le produzioni italiane da concorrenza sleale e importazioni che non rispettano gli stessi standard ambientali e sanitari. Spazio anche alle istanze del territorio con l'intervento del presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan, che ha evidenziato le specificità dell'agricoltura regionale, sottolineando il peso economico del comparto veneto e la necessità di un'Europa più attenta alle esigenze delle imprese agricole locali, a partire dalla gestione dell'acqua, dalla sostenibilità e dalla difesa del Made in Italy agroalimentare. Un'assemblea che ha rappresentato un momento di confronto e rilancio con l'obiettivo di affrontare in modo unitario le sfide europee e internazionali e rafforzare il ruolo degli agricoltori come presidio economico, ambientale e sociale del territorio.